Cioè, i volta faccia ci sono stati e si hanno visti, cioè sono sotto gli occhi di tutti, ok? Però adesso qua ragazzi siamo sempre meno, ok? La gente che è ancora in strada ci crede, va avanti. Voi dovete prendere le redini del gioco. Tu può essere chiunque altro, ma qualcuno lo deve fare, ok? Voi siete partiti con il 9 dicembre, ma noi siamo ancora in strada, ok? Come voi. Quindi qua dobbiamo tirare le somme, perché tu dici rivoluzione, ok? Ma la rivoluzione non si fa disuniti. Capisci cosa voglio dire? Cioè noi più siamo meglio è per tutti, perché qua il discorso è che abbiamo sentito anche i trasportatori, gli agricoltori, cerchiamo comunque di parlare con la gente in generale. Siamo andati nei mercati ortofrutticoli per sentire la situazione com'è. Qui ragazzi o moriamo o andiamo avanti. Allora se andiamo avanti cerchiamo di farlo il più possibile uniti, non dico amici, ma cerchiamo di andare avanti tutti assieme, perché qua ragazzi, cioè dobbiamo veramente, come dicevi tu prima, arrivare al punto, dobbiamo entrare nel sistema e distruggerlo, come avete detto voi. Ok, posso rispondere perché questo, cioè, la domanda sua è importante, io ti ho già risposto prima. Allora, ho fatto una premessa e credo che sta pure registrata. Noi abbiamo un'altra visione, stiamo girando per il paese da 6 mesi e ti posso garantire che è tutto pronto, almeno sull'80%, quel 20% non è che non si muove, non è organizzato bene e quindi noi dobbiamo andare sulla strada gente e non lo vogliamo fare perché giustamente ci manca poco, quindi noi parliamo e perciò diciamo parlare il 5 in privato perché abbiamo dei dati che sicuramente voi non avete e quindi vogliamo rendere ricchi anche voi di questi dati, così pigliamo insieme responsabilità. Altrimenti se non avevamo queste certezze, io qua non c'ero, dico raga quando lo vogliamo fare? Per 5 giorni? Tra un anno? Eccola qual è la differenza, quindi su questo ne siamo più che certi. Il nostro passaggio va oltre, attenzione, forse voi non avete capito il messaggio che abbiamo dato, non è per noi siamo pronti a muovere la gente, e anche tanta. Il problema nostro è un altro, è quello che ha detto il Signore. Dopo! Noi siamo estremamente preoccupati e responsabili per il dopo. Noi muoviamo la gente. Su questo siamo certi, abbiamo dati che vogliamo rendere, arricchire anche voi di questo, perché non siamo stati un secondo fermi, credimi, ma queste sono persone di alcune parti che ve lo possono confermare. Non siamo stati un secondo, cosa differente da altri che non hanno questi dati, non hanno questa conoscenza e non sono in grado di farlo. Ma non è un'affermazione da megalomane o da buffone o da numero uno, sono dati oggettivi. Quella gente sta così perché quando è successo il casino, io vi voglio ricordare che 3/4 del paese, il problema c'è stato qua al nord, ma se scendi giù non c'è stato nessun problema, noi siamo rimasti quelli che eravamo. Allora, però nessuno si è fatto forte di questo, mi devi credere. E la riunione che abbiamo fatto quei 3 giorni l'abbiamo fatto con altri che stanno qua che io neanche conoscevo, giusto ragazzi? Ci siamo conosciuti, che appartenevano a altri presidi e che non appartenevano assolutamente al 9 dicembre, quindi ci siamo aperti. Però io voglio arricchire, perché se vengo qui e dico una cosa non la dico perché la voglio dire io, la dico perché gli altri in Italia mi hanno detto di dirla, voglio che anche voi la sapete, però non è una cosa pubblica. E vi sto dando delle certezze, l'unica incertezza ragazzi, perché qua nessuno, e cosa faremo dopo per gestire una vittoria di questo tipo? Pensiamoci un attimo, perché qui noi, il problema nostro, mi devi credere, noi a muoverci, a scatenare l'inferno, non ci prendiamo proprio il problema. Bravo, vabbè, no, sì, lasciamo perdere a parole, però a dirlo in conto, a farlo. Ecco, quindi noi avremo il problema che noi ci stiamo ponendo e dove stiamo a perdere il 99% del nostro tempo. Ecco perché ci dobbiamo vedere in maniera privata. Se credo che qualcuno di voi l'abbia capito questo, nonché è proprio questo, perché dopo è vero non siamo un partito, però il popolo vuole risposte. A quel punto provvisoriamente ma concretamente che li devi dare, e questa responsabilità è inutile
negarlo, tu non ti puoi più tirare indietro, se andiamo a accendere la miccia e giriamo la chiave, dopo aspetta a noi. Quando sono successi casini a Genova, Torino, Bari, nessuno c'è andato. Noi abbiamo, Torino ha preso fuoco, io sono andato lì, ho preso 2000, 30.000 vaffanculi. Qualcosina in più? Forse qualcuno in più perché la piazza era più piena. Oh, però era giusto che ci andavamo, quindi questo spetta a tutti. Chi si tira indietro da queste cose le deve sapere prima che ci stanno questi rischi. Voi giustamente fate delle domande perché avete una visione dei locali giusta, pro locale, massimo regionale. Io l'ho girati tutti, li stiamo sentendo tutti. Ecco perché, quindi quando noi vi diciamo c'è il portavoce D, perché io mi sto relazionando, noi ci stiamo relazionando con questi per avere notizie, non perché qua Babila vi dice quello che dovete fare in vedo, non credo proprio che voi glielo permettete. Quindi lui riferisce, guarda che là sono pronti 10 presidi, guarda che là c'è questo problema, quindi noi abbiamo elaborato questo, perché ci servono queste notizie, sono determinanti per prendere qualsiasi iniziativa, non per venire a comandare a casa degli altri, ma per carità. Avete mai sentito il mio intervento in tutta Italia, in qualsiasi regione, di no, qua fate quello che dico io? Eppure voi da alcuni l'avete sentito, da me mai, vi sfido a trovare quella data che ha detto lui, era ragazzo là. Io la dichiarazione, il permesso l'ho avuto al 14, Ferro e Chiavegato hanno fatto la conferenza stampa al 14 dicendo che si andava a Roma, ve lo ricordate? Il 15 in diretta da Giletti hanno firmato il contratto di tutto, hanno fatto una dichiarazione, sta all'atti. Neanche io l'ho dichiarata, quella del 18, non l'ho dichiarata io, andate a vedere, c'è stata l'hanno dichiarata loro, va bene, si deve fare. Lo sapete perché? Una... sì. Quando è successa una cosa, che eravamo tutti in nessuno c'è, eravamo a Cittadella, a Presidio di Cittadella. Quando è arrivato tutti, ricorda che tutti hanno detto che non si andava a Roma. Motivo? Non si andava a Roma. Il giorno dopo sono partiti, sono dati. Ricordi che noi siamo rimasti fermi perché siamo stati, ci hanno dato l'ordine di star fermi, no? Io capisco questo. No, ma hai detto la verità, però io vi sto dicendo che la conferenza stampa fatta da Ferro e Chiavegato, no, ma io mi sto mettendo in condizione. Perché noi venivamo a Roma. Ricordi? Non piangiamo sul latte versato, mi è stata fatta la domanda. Sono partiti e sono andati. Ma io vi credo, attenzione. No, ma io vi credo, per carità. Poi non ti sa rimproverare che non c'è venuto. Perché a quel punto anche le mie figlie a piangere che io non dovevo andare perché lì ci sparavano, cioè il problema ce l'ho avuto pure io, No, ma io vi credo, io voglio dirvi le date. No, stai a dire la verità, stai dicendo la verità, perché mi mancate rispetto? La verità è la verità, mica come tu hai detto, io ti dico, a Cittadella eravamo tutti, c'erano tutti. Sì, però ti posso... Ma che data era, scusa, che data era? Era il giorno prima di... però io... sì, però io ti sto dicendo... La mattina sono partiti, sono andati a Roma, a noi alla sera, come adesso qua. Ma questo chi me l'ha detto, mica io. No, ma tu non c'eri. Io ti sto dicendo quello che è stato a noi, che è stato qua, noi come presidi. Noi eravamo là, non faccio il nome perché adesso questa qui. Vabbè, però scusate, però Chiavegato non c'è. Roberto, fammi parlare. Allora, ho detto in Italia, anch'io da Cuneo, prima ho detto che si andava a Roma e poi non ci hanno fatto andare. E la comunicazione... Però questo è un errore organizzativo. Aspetta, questo è un errore, però... Anche a me è successa questa cosa. Però aspettate, raga, aspettate. Allora, Roberto, nessuna colpa, per carità, perché è un errore, è stato fatto, io ho detto fatto questa premessa, un errore, abbiamo fatto un grosso errore comunicativo organizzativo, però io vi voglio dire, perché passate che andate a guardare stampa, il 14 dicembre di sabato la conferenza stampa, e confermo quello che ha detto quel ragazzo, non se ne andava prima là, Donato mi sembra, confermo, la conferenza stampa l'ha fatta Ferro e Chiavegato dicendo si va a Roma il 18. Io sono confermato, io non c'ero in quella conferenza stampa, perfetto, perché io come ho preso i permessi, guarda che la questura ce l'ha dati, li ho chiamati e quindi l'hanno fatta loro perché non so, stavano, fatela voi, va bene, non c'era nessun problema. Quindi a conferma di quello che dici sono stati loro a dare la notizia, c'era anche Zanon insieme a loro, quindi vi posso dire pure io. E dopo, quando io stavo in diretta
il giorno dopo da Giletti, quel testa di cazzo, quando stavo lì, questi se ne escono con questo documento firmato da 7. Io gli dissi: guarda che i presidi in Italia sono migliaia, non so se 7 possono fare questa dichiarazione, sarebbe giusto convocarli tutti, ma a 24 ore, 48 ore, che cosa dovevo fare io? Cioè, voi mettetevi nei panni miei, io mi sono trovato una responsabilità da solo, non sapevo più a chi rivolgermi, col paese che mi faceva mille domande, con voi giustamente dici: ma voi fate che voi litigate per cazzi vostri e noi ci dobbiamo rimettere, perché questa è la domanda. No, ma c'hai ragione, perché quel messaggio, cioè, la verità esce fuori dopo tempo, ci vuole tempo. Scusa una cosa. A questo punto io cosa volendo voi fare? Sospende tutto e fa spegnersi l'iniziativa? E io avevo capito che lì già avevamo perso. Lo sai cosa mi è interessato a me in quel momento? Lasciamo la fiammetta accesa. Basta, perché sta cosa la ricevevo fra un anno. Solo quello mi è interessato. Lo so, ma non è colpa vostra, non è colpa di nessuno. Ecco questo è il problema. Però c'hai ragione, Roberto. Io penso che ormai il passato bisogna lasciarlo. Infatti il passato lasciamolo no, perché noi abbiamo dato delle date giuste. Dobbiamo pensare a fare il futuro, giusto? Da quello che ho capito io, non esiste più nessuno, esiste solo Danilo Calvani. No, non dico sì, perché questo Nel senso, no, allora io vorrei capire adesso chi c'è ancora dei vecchi, cioè Franco Poletti non c'è, Chiavegato Lucio non c'è, la Badì non c'è, Mariano Ferro non c'è, allora penso che sia rimasto... Ci stanno gli italiani. No, io faccio questa dichiarazione per capire, perché adesso abbiamo un capo, io sono per un capo solo e non 1000, perché questo caos che è creato è stato per chiamare 5 lingue diverse. Adesso abbiamo uno che parla una lingua... Aspettate ragazzi, qua devo fare un'altra premessa perché sennò facciamo un po' di confusione. Allora, lui ha fatto una bella domanda, io vi voglio spiegare come è nata questa iniziativa, chi l'ha fatta nasce. Guardate.